Guida il camper in Cansiglio, fa volare un aereo con un invito al voto per il referendum sulle spiagge. Il presidente del Veneto non va in vacanza, è in piena attività per promuovere quella che per lui è la partita più importante, la consultazione del 22 ottobre sull'autonomia della regione. E così l'inaugurazione di un'area di sosta attrezzata per camper nel piano del Cansiglio ritorna sui temi cari dell'ambiente, un ambiente che lo ha costretto a firmare ben 9 richieste di calamità naturale. Le ultime, le frane in Cadore con una vittima e la tromba d'aria del Cavallino sino all'isola di Albarella. Danni per un centinaio di milioni di euro, per i quali resta sempre lo stesso interrogativo: chi risarcisce i privati? Per i privati c'è sempre il solito problema, che è quello di essere molto, come si può dire, performanti nel dare risorse. Invitiamo appunto le amministrazioni comunali a raccogliere la stima dei danni ai privati, dopodiché il dossier che istruiremo noi non mancherà di sottolineare la necessità di aiutare per primi i privati. I tempi dipendono dalla velocità romana, se si vuole si può far veloci, se si vuole trascinare i barattoli come qualcuno ama fare non si vedono mai soldi. Noi comunque saremo lì come i mastini a controllare. A Cavallino il vento ha sradicato pini secolari, va ristudiata la manutenzione e la salvaguardia a tutti i costi imposta dalla sovrintendenza ambientale, spesso collide con la sicurezza pubblica. Rilanciare il Cansiglio anche con la riapertura dell'hotel San Marco, che nessuno vuole acquistare ma che è una struttura funzionale al turismo nell'area, è l'obiettivo della regione. Ma in montagna ci sono troppi incoscienti e si prevedono multe più salate. Non posso accettare che si metta a repentaglio la vita dei nostri soccorritori, parlo dei sanitari, parlo del soccorso alpino, degli elicotteristi, perché qualcuno in maniera sconsiderata e anche un po' improvvida va in montagna magari con le havaianas, con le ciabattine. Quindi o ti regoli, ti assicuri, ti metti in regola, oppure sai che se ti veniamo a soccorrere e si sancisce che tu sei stata una persona poco previdente, pagherai il conto salato. Di quanto lo aumenteremo? Lo aumenteremo nella maniera in cui sarà difficile anche pagarlo. Il presidente ha commentato così la presenza di animali selvatici in montagna. In Veneto al momento non ci sono orsi aggressivi. Questo problema non ce l'abbiamo, di un orso aggressivo recidivante, da quello che ho letto. È una partita difficile e anche dolorosa, se lo vogliamo dire fino in fondo. È una scelta anche difficile da affrontare, per cui io ho solo informazioni di natura giornalistica e mi fermo qui. Per ora questo problema non ce l'abbiamo. Abbiamo ben altri problemi che compaiono anche qui nella piana del Cansiglio e negli altri piani di Asiago, nelle Sinia, ma comunque lambisce un po' tutte le montagne del Veneto, che è quella dei branchi di lupi. E qualcuno ci dica qual è la pressione sostenibile di questi branchi di lupi, visto e considerato che se da un lato il lupo viene preservato, è intoccabile, dall'altro ogni notte agnellini, piccoli asinelli, capi di bestiame, manze e quant'altro perdono la vita, il che vuol dire che l'ecosistema è letteralmente andato in tilt.